Il porto si allarga sempre di più e sulle grandi navi incombe però una bella spada di Damocle. Beh, oggi intanto consideriamo il fatto che con questa inaugurazione, questo pezzo, si completa un progetto, che è un progetto che viene da lontano, che è la trasformazione di un ex porto commerciale, qui si girava cotone, uvetta, arachidi, caffè e così via, nella più grande, più moderna e più organizzata stazione passeggeri del Mediterraneo, che ha accompagnato nella sua crescita la crescita del fenomeno crocieristico a Venezia, che forse è andato, come dire, ha toccato il limite della sua espansione e ha creato delle interferenze che vanno eliminate. È evidente che è opportuno che le navi non passino davanti a San Marco, noi siamo pronti a far arrivare le navi qui in maniera diversa, speriamo che ci si metta più presto in condizione di risolvere definitivamente un problema che ci angustia secondo me da 2 anni abbastanza inutilmente.